potenzialità del Lido è sicuramente enorme. C'è anche la possibilità di sviluppare ulteriormente le attività socio-economiche e produttive. Qual è il problema che noi mettiamo al centro del nostro intervento? Un progetto che abbia capacità di sviluppo compatibile con la vocazione ambientale dell'isola, perché il fotopiano di cui si parlava prima è estremamente interessante. Non è un caso che le due punte estreme dell'isola, San Nicolò e gli Alberoni, sono state considerate dalla comunità europea come zone SIC di interesse comunitario, che vanno salvaguardate. Purtroppo oggi noi assistiamo ad uno stupro ambientale, perché di fatto i cantieri del Mose hanno completamente manomesso queste due zone bellissime e interessanti dal punto di vista della loro vocazione ambientale, perché rappresentano una unicità dell'isola. Poi percorrendo andiamo al centro dell'isola, però noi siamo convinti che oggi bisogna frenare la follia degli amministratori oppure di qualcuno che la mattina si sveglia e improvvisamente presentano dei progetti, per cui sembra che il Lido oggi sia diventato come l'ombelico per attuare grandi opere. Quali sono queste opere? Uno, il Palazzo del Cinema, e avremo possibilità di discutere come è partorito male questo progetto. Poi qualcuno si sveglia e dice: bene, siccome c'è in cantiere la sublagunare, anziché farla arrivare fino a Venezia, allunghiamola fino al Lido. Poi c'è qualcun altro che si sveglia e dice: ma siccome ci sono il Mose, mettiamo dei tunnel che possa collegare la parte estrema dell'isola con la terraferma. Poi ci sono i soldi della legge speciale che fortunatamente sono stati ridotti, noi diciamo fortunatamente, perché quei soldi di legge speciale sono stati utilizzati in maniera impropria. Noi siamo convinti che questi soldi debbano essere utilizzati per la manutenzione ordinaria e straordinaria della città e non per interventi che purtroppo al Lido hanno distrutto quella peculiarità per cui parecchi visitatori con la bicicletta venivano e rimanevano entusiasti. Salvatore Liarda, se ho capito bene, lei dice: attenzione, cominciamo intanto a manutentare, cominciamo a far mettere ad arte tutto quello che c'è. Non è ancora stato accennato, ma più volte si legge dell'ex ospedale, dell'ospedale. Manca un po' tutto. Il Lido di Venezia si è, e io sono contento che Federico, Salvatore, Fabio, Paolo e Walter siano qui, perché finalmente il Lido si sveglia. Se faccio una critica a tutte queste persone è che ci sono troppi comitati, dovrebbero fare più squadra, perché credo che il Lido sia una perla unica. Allora, lì ci sono tante realtà, e torniamo un po' al fotopiano, che sarebbe bello prendere in mano. Federico Antinori, lei è responsabile, non ho capito bene la carica che ha per Caroman, un'altra perla che si avvicina un po' a Chioggia, un'altra perla dimenticata. Federico Antinori. Sì, allora, come ha detto giustamente lei, Caroman non fa parte del Lido, è all'estremità sud di Pellestrina, di fronte a Chioggia. E sì, per fortuna in un certo senso è dimenticata, perché l'integrità dell'Osi si deve proprio al fatto che per molto tempo è stata frequentata soltanto da qualche abitante di Pellestrina. Diciamo che dagli anni 85 in poi, quando è stato messo un servizio a CTV che sbarcava la Pellestrina, l'isola ha cominciato a essere più frequentata e quindi anche più conosciuta, con i pro e i contro che questa situazione ha in un ambiente così fragile. Però, visto che sono qui e posso parlare di Caroman, ricordatevi che Caroman è l'area più intatta
come sistema di dune di tutto l'Alto Adriatico. Dovete pensare che una volta tutte le spiagge erano pressappoco come è Caroman oggi. Poi diciamo le costruzioni balneari e quant'altro hanno modificato, direi, il 90% di tutti i litorali. Caroman, gli Alberoni e San Nicolò sono gli unici pezzetti rimasti. Ma io continuo proprio su Caroman, proprio perché faccio, secondo me faccio un po' un parallelo, sbaglio, ma siamo qui proprio per discuterne, con il Lido di Venezia, e mi spiego meglio. Caroman, lei mi sta dicendo, e stiamo parlando con Federico Antinoro di Laripo di Venezia, è un'isola incontaminata, dimenticata, non frequentata. Non vorrei, e mi collego a quello che diceva il buon Salvatore Liard, che domani qualcuno si sveglia, o qualcuno che non si sa, ha detto Liard, o qualche amministratore, e dico una pazzia, e vanno a costruire anche lì. Voglio dire, il far vivere Caroman, come intende Paolo Levorato, non è andiamo a Caroman e costruiamo, ma andiamo a prendere possesso, anche senza andarci, ma di Caroman come del Lido. Il Lido, io credo che la colpa di Walter Pinarello è di aver trascurato il Lido di Venezia per i primi 20 anni in cui ha abitato. Walter Pinarello. Trascurato, tanto mi chiamo William, non sono Walter. Trascurato. Sì, William, scusa. Trascurato. Tutti noi no, è una battuta, una provocazione, però certamente non ti sei interessato come ti stai interessando in questo ultimo periodo. Ma io credo sia un po' la colpa del veneziano, del mestrino, del Lido, però voglio dire, adesso ci accorgiamo, e per questo dico, faccio il parallelo con Caroman, magari ci accorgiamo quando qualcuno ha fatto danni. No, ci accorgiamo adesso perché questo degrado sta accelerando in maniera esponenziale in questi ultimi anni. Prima non era così. Ma quando si stacca una slavina dalla montagna, mano a mano che viene giù, prende velocità, ed è quello che succede al Lido. Ecco, questo vorrei, io vi ho già detto che verrete ancora, ma io vorrei affrontare il Lido nella sua globalità. I pini poi, la pineta, la andremo a raccontare, ma io credo che se riusciamo a salvare i 120 pini, quanti sono? 120. Cioè, i 120 pini, e crolla tutto il resto del Lido, abbiamo fatto poca cosa. Ecco, continuate pure. Posso aggiungere una cosa? No, se non c'è il microfono non può... E allora l'aggiungo adesso. Dovete tenere presente una cosa, che una delle difficoltà che affrontano le associazioni ambientaliste è questa, che molti dei cambiamenti, degli sfregi ambientali, avvengono, per così dire, eliminando un pezzetto di verde qua, un pezzetto di osi là. Per così dire, è la tecnica del carciofo, nel senso che una foglia per volta le persone non si accorgono quasi di quello che sta succedendo, se non a distanza di anni. Per cui... lei ha fatto il sunto di quello che ho detto io, bravissimo, bravissimo, perché non possiamo fermarci ai 120 alberi, perché allora diamo il contentino, invece i 120 ne buttiamo giù 119 e siamo tutti contenti che abbiamo salvato uno. Però c'è questo dato che ovviamente abbiamo prestato attenzione di intelligenza, che dietro il principio dei 120 pini si è creato una opposizione da parte della gente, così come è stata sull'operazione Progetto Murazzi. Ci siamo accorti, perché poi è chiaro, le battaglie si vincono se hai forza. La forza è data dal fatto che la gente si ribella. Non è più il tempo per cui si coinvolgevano i partiti, e i partiti, bene o male, riuscivano ad essere portatori di interessi delle persone. Anzi, oggi abbiamo il contrario, cioè i partiti vanno avanti, galoppano, dimenticano proprio quelli che sono i bisogni, anche quelli ambientali. Intanto la ringrazio, perché credevo che i partiti fossero latitanti, non ci fossero, purtroppo. Ma ci fossero dei gruppi più che dei partiti, perché vabbè. Allora, un attimo, perché ci stavamo dimenticando di Monica Epistolato, è il suo giorno. Monica, vai.